Se le sorti del governo appaiono più che mai incerte, la fine della sanità pubblica resta invece scritta nero su bianco in una nota al recente documento di economia e finanza che non casualmente rappresenta uno dei tanti frutti avvelenati delle larghe intese. Presidio per lanciare lo sciopero generale e presidio per difendere la sanità che è sotto attacco sia nel versante dei pazienti sia nel versante dei lavoratori. Contratti da rinnovare che non vengono rinnovati, prestazioni lavorative sempre in aumento e lavoratori delusi. Siamo qui per difendere la sanità perché la sanità pubblica è un valore aggiunto, non un costo. Sono usciti i primi numeri sugli esuberi in sanità, si parla di 48.000 lavoratori su 550.000 nazionali del comparto, quindi siamo quasi il 10% e questi solo nella prima fase. Tenendo presente che i lavoratori pubblici dal 3 maggio dell'anno scorso con il concordato sul lavoro sono licenziabili, quindi entrano nelle procedure di mobilità come quelli privati, ma soprattutto si tagliano i lavoratori tagliando anche le prestazioni, perché questo è ovvio. Nel Veneto non stiamo ancora facendo i calcoli, ma si parla sicuramente attorno ai 2.000 lavoratori. Ora questo è un problema serio, tenendo presente che comunque anche i lavoratori che rimangono con un potere d'acquisto del 2009. La spesa sanitaria italiana è inferiore del 23% rispetto a quella degli altri paesi europei e destinata a scendere ancora entro il 2017. Una gran parte di questa spesa è già a carico dei cittadini. L'ospedale di Padova in questo momento rappresenta un azzardo senza nessun valore, perché con un quarto dei soldi si potrebbe sicuramente sistemare tutto questo ospedale e anche tutta la viabilità. Diciamocelo francamente, sembra più le mani sopra le città, più un business per qualcuno che un vero affare per gli utenti. Ai cittadini chiediamo di lottare insieme a noi, perché in questo momento stiamo lottando non solo per i diritti dei lavoratori, ma per i diritti di tutti. Siamo tutti utenti della sanità e noi siamo per la sanità pubblica.